Inzando Angelo de su coro Montiferru de Seneghe, contasi un paghetto di te a fare questo merito di noi. Noi dobbiamo solo cantare una canzone che ha composto Antonio Lotta, una canzone che comincia da un verso di ferro nel mezzo di un cammino e poi che esce in sardo in una traduzione, non mi ricordo, di Don, non mi ricordo come di questa traduzione in sardo. Basta, questa è una canzone che Roberto Magnani ha creato che può completare tutta la rappresentazione di Iove. De ora sagata su coro de Bosato. E noi siamo tirando innanzi da 2 anni, più o meno. Ma io ho cominciato da amici, tanto poi possibilità su sera, come ho cominciato a pigliare questa passione e tutto vari sono divertenti là, si braga da cantare, tutto impara. Si chiama questa tradizione sarda, tradizione seneghese specialmente. E su festival si fragidi? Ma sì, ha messo tante cose, di cose di spessore, cose belle e altre sono più frivole, diciamo. Antonio Maria Covada, grande pesatore de Seneghe, o hanno partecipato a Sposatro Spuro a questa edizione su Capodanni dei Poeti. Quanto si va a copare questo conto? Ma noi ci siamo da quando cominciamo sul festival su Rimano partecipando sia come socio dell'associazione sia come cantatori. E giustamente insomma Zeus la disponibilità nostra per su festival che riteniamo che sia insomma un momento importante della comunità e finché da tutti questi strani che insomma apprezzare questo festival che ormai è diventato non è diventato seneghese via, ma Narauska è insomma da ogni parte sul mondo, che è sempre presente e quindi si va a pregare insomma, sul confronto, specialmente in questo tempo difficile per la società nostra, Narauska è un momento importante di riflessione, ma insomma di apprezzare questa poesia che fa parte della cultura e della tradizione nostra. Come ti rispondi di Sabida de Seneghe, questa invasione pacifica di poetas e di artisti? Ma sai, De Seneghe è sempre stata sa poesia è sempre stata apprezzata, è un'idea di poetas che venti della terra, messaios, artigianos, che hanno scritto poesie, e sono diventati poeti, ma non poetas de varco, come i poetas estemporanei che sono noti sul secolo passato e in questo, però poetas che hanno scritto cose importanti, che hanno trattato sempre i suoi sentimenti e i suoi principi della società e della vita nostra. Grazie e buona scantata. Grazie.